Allora, qui ci troviamo sul Monte Visentin, in località Pian dei Grassi, siamo a quota circa 1150 metri e siamo al bivacco appunto Pian dei Grassi. Allora, io ho scelto questa avventura intanto come un po' una sfida personale e in più perché sono legato molto a questi luoghi, mi piace il paesaggio, mi piace appunto il luogo e avevo voglia di incentivare un po' questa zona che è molto sconosciuta anche alla gente che abita nelle città qui vicino, nei paesi qui vicino. E volevo appunto trovare un modo di incentivarla e farla conoscere e diciamo che è caduto proprio a pennello il discorso del bivacco. Allora la comunità montana ha indetto un bando una volta che è stato completato questo bivacco e appunto mi sono informato, ho letto il bando, ho deciso di partecipare e una volta uscite le graduatorie e tutto ho scoperto appunto di averlo vinto. Sicuramente le difficoltà burocratiche legate anche al Covid che hanno un po' impedito e che impediscono tutta l'attività del bivacco. Il bivacco appunto nasce anche come dormitorio, sì, appunto per gli escursionisti e appunto per via del Covid non c'è stata la possibilità di sfruttarlo appieno. Beh, innanzitutto anche il contatto con le persone, far conoscere il luogo, i complimenti, gli apprezzamenti che ti danno insomma coraggio per andare avanti. Le idee sono quelle innanzitutto di portare degli animali, degli asini o delle mucche a pascolare qui intorno, anche come attrattiva e anche come per tenere pulito insomma attorno al bivacco. E sviluppare un po' tutto il discorso anche del cibo, di sfruttare le aziende locali anche per incentivare il turismo enogastronomico e poi anche l'attività di escursionismo. Diciamo che è abbastanza impegnativo, mi aiutano anche i miei familiari e senza di loro non ce la farei a starci dietro un po' a tutto, ecco.